Benvenuti a un nuovo video patriottico logicamente delle due Sicilie e non dell'Italia. È un poco di tempo che non registro video e nell'imminenza delle elezioni in Sicilia, anzi quando questo video lo vedrete le elezioni in Sicilia saranno già avvenute, ma a noi non ci interessa il risultato, chi ha vinto, chi ha perso, noi interessano ben altre cose. Ci interessa il comportamento scorretto, falso, doppiogiochista, ipocrita, di gente che villanta di essere patrioti delle due Sicilie, che villantano di essere briganti, che villantano di essere indipendentisti, ma in realtà non sono altro che dei collaborazionisti, degli ascari dello Stato invasore e occupante illegale delle due Sicilie, ovvero l'Italia. Diciamo l'Italia, il sedicente Stato italiano, potremmo dire il Regno di Sardegna allargato fino a Capo Passero. Queste persone si ispirano ai due dittatori che sono esistiti nella storia dell'unità d'Italia, perché la Schiatta di Savoia ha affidato l'occupazione degli stati preunitari, ma soprattutto l'occupazione del Regno delle due Sicilie, ma anche di tutta questa penisola, a due dittatori. Il primo è stato Giuseppe Garibaldi, che è entrato da pirata nel Regno delle due Sicilie, perché è sbarcato da pirata, poi da terrorista è avanzato nel territorio delle due Sicilie. Sin dall'inizio della spedizione si è fatto proclamare dai suoi uomini duce, ovvero comandante militare. Lui si faceva chiamare duce, i garibaldini lo chiamavano duce. Infatti ci sta una di tante città che ho visto in Italia, la città di Bergamo, che ha dato il maggior numero dei primi 1000 che sono partiti con Garibaldi. C'è il monumento a Garibaldi e sotto il piedistallo sta scritto il duce d'Emilia. È l'unica città dove praticamente è riportata la verità storica, dove Garibaldi è chiamato per quello che era e per come si faceva chiamare, cioè duce. Lui si faceva chiamare duce. E si è proclamato dittatore durante tutta la spedizione fino all'incontro poi avvenuto, si dice a Teano, forse in un altro paese, ma non ce ne frega proprio questo incontro con Vittorio Emanuele, che l'ha praticamente sollevato dall'incarico, in un certo senso l'ha licenziato, non serviva più, l'ha licenziato e l'ha mandato a Caprera con i sacchi Chine Patana. Sì, di Chine Patana, il Patana, proprio quello là, non avete capito più, proprio avete capito più il Patana. Pensate che i sacchi Chine Patana, quante sorte erano, infatti vengono ancora le proprietà là, i discendenti di Garibaldi. L'altro dittatore che ha uno stato di Savoia è stato Benito Mussolini, anche lui si faceva chiamare duce. E diciamo che oggi tutti i pavos, tutti gli ipocriti si ispirano a un duce o a un altro duce. I sinistronzi si ispirano al duce Garibaldi, per cui tutti quelli della sinistra, quelli del PD e altri movimenti si ispirano al duce Garibaldi, anche c'è una minoranza di meridionalisti si ispirano a quel duce, e gli altri invece, la maggioranza, si ispirano al duce Mussolini. E poi fingono di essere indipendentisti e vogliono pazziare sui sentimenti di chi veramente crede nella libertà di questo paese. Non hanno niente in comune con le persone che in questo momento si trovano in galera a Barcellona o sono state costrette a scappare all'estero, perché quelli per arrivare lì, è vero, stanno in Parlamento, ma per entrare in Parlamento avevano una ben altra tempra morale, una ben altra moralità, una ben altra coerenza che a queste persone non hanno. Queste persone, la loro coerenza è o il fascismo o è una sinistra, per modo di dire, cioè comunque è un fascio di partiti, perché poi una volta siamo lì, una volta esisteva un solo partito, il partito fascista, poi quando si è disciolto anche gente che sta a sinistra nel ventennio fascista erano fascisti anche loro, almeno discendenti di quella gente. C'erano persone che facevano parte del partito comunista negli anni 50, 60, 70, che nel ventennio erano fascisti. Ma quelli sono morti o saranno vecchi decrepiti, ma così è. E questa malcostume, di questa ipocrisia
di questa falsità assoluta continua ancora oggi. Noi non ci facciamo ingannare da queste persone, non siamo per mischiarci con questa cosa. Noi abbiamo la nostra linea che l'ho detta nel primo video e sarà sempre quella, per cui li stiamo smascherando e continueremo a smascherarli e continueremo a mettere alla prova chi è veramente e chi non è veramente. Abbiamo oramai trovato la cartina di tornasole per riuscire a trovare tutto ciò. Vorrei dire ancora qualche altra cosa su questa situazione. Diciamo che abbiamo detto quasi tutto. Dire che presto ci prepareremo a smascherarli anche per le prossime elezioni politiche che ci saranno in primavera. Avevamo chiesto a varie persone di partecipare alle liste di liberazione sia nella quota proporzionale che nella quota maggioritaria. Invece che cosa hanno pensato di fare queste persone? Sono scappate e stanno cercando di elemosinare un posto nei vari partiti. Signori, voi se venite a fingere di essere indipendentisti, a fingere di essere meridionalisti, a fingere di essere borbonici o non borbonici, perché venite e fingete di fare questo? Perché non vi potete candidare col PD, non vi potete candidare con Alfano, non vi potete candidare con Grillo, non vi potete candidare con Berlusconi, perché voi siete degli incapaci, siete talmente incapaci che questi partiti non vi vogliono. E allora voi cercate in qualche modo di inventarvi qualcosa per fare la pezza d'appoggio a questi signori, per fare la panchina della panchina, ma voi in una squadra buona, cioè una squadra anche nemica, competitiva, non siete capaci. Cioè voi non potendo giocare nella Juventus, nell'Inter, nel Milan, in queste squadre di merda, facendo un paragone calcistico, cercate di giocare in una società satellite, però nemmeno in quello riuscite, perché siete proprio degli incapaci. Ecco, questo, però noi vi smaschereremo a voi falsi e incapaci e vi tratteremo per quello che meritate. Per cui la nostra azione continueremo a combattermi anche in vista di queste altre false consultazioni che sono le politiche che ci saranno la prossima primavera del 2018, e ci sentiamo al prossimo video patriottico. Viva sempre le due Sicilie libere e indipendenti. Arrivederci.